L'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, diretta dal professor Alfredo Prado, ha organizzato presso lo Spazio Temenos di Agrigento la cerimonia di assegnazione del premio Acamante e Fillide 2021. 10 le personalità selezionate dalla commissione, cui è stato assegnato il prestigioso premio Acamante e Fillide. Si tratta di Letizia Caiazzo, Marco Di Vitini, Giuseppe Labruna, Luca Lucchesi, Attilio Miani, Francesco Nocera, Maurizio Oddo, Filippo Scimeca, Maricetta Tirrito, Fulvio Toscano. Nel corso dell'evento si è potuto anche ammirare l'esposizione fotografica di scatti originali eseguiti a raggi infrarossi dall'artista Marco Di Vitini. È un premio che deve essere continuato negli anni. Noi abbiamo tracciato la questione di creare ad Agrigento dei premi di valore per personalità di valore. Speriamo in futuro di organizzarlo ancora con altre personalità. La prossima edizione sarà addirittura a maggio del 2022, perché questa era quella che non si è fatta durante l'anno che sta per terminare causa pandemia. I premi sono stati scelti in base a dei criteri abbastanza selettivi e sono tanti? Sì, sono 10 premiati, i curriculum sono di personalità eccezionali con attività culturali di rilievo non solo a livello italiano ma anche internazionale. L'attività dell'Accademia come va dopo la pausa del Covid? L'Accademia va bene, e la questione è che l'Accademia è conosciuta più fuori dalla città di Agrigento che dagli agrigentini. Gli agrigentini non sanno che c'è questa bella realtà, qual è l'Accademia di Belle Arti, che è l'Università dell'Arte in Agrigento, ma invece è apprezzata da persone e da allievi che vengono dalla Cina, dall'Ucraina, anche dall'Italia e non solo dalla provincia di Agrigento ma da tutta la regione. Lei è stato riconfermato alla guida dell'Accademia, un fatto sicuramente importante anche per il futuro stesso dell'Accademia. Io l'Accademia da quando l'ho fondata, ben 44 anni addietro, sono stato sempre il direttore, sono stato sempre rieletto. Anche nei giorni scorsi sono stato rieletto per il triennio che parte da quest'anno. Sono molto onorata, sono felice di questa sorpresa, non me lo aspettavo. Chi di solito viene premiato non sa neanche dell'importanza delle opere che fa, in questo caso è una controprova che la direzione che ormai da tanti anni abbiamo preso con il lavoro che facciamo a sostegno delle donne vittime di violenza ha portato dei risultati concreti e che anche una importante accademia come quella di Agrigento insomma se n'è accorta. Ho eseguito qui ad Agrigento, c'è l'occhio della cattedrale che avete, tutte le più grandi vetrate che ci sono dal Vaticano qui in Sicilia le ho fatto io. Ecco, oggi questo importante riconoscimento che valore assume? Ma è un valore, mi scusi se me la levo perché non riesco a parlare. Di nuovo. Che valore assume questo premio? È un valore aggiunto, è un valore dove è il coronamento di un lavoro che si porta a una persona. Io ho 70 e più anni. Dipingo da ben 50 anni, ho insegnato pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho insegnato pittura in Argentina, ho insegnato pittura e ho ottenuto delle lezioni a Cartagine, a Lisbona. Ora sono qui ad Agrigento, che ritorno dopo 10-12 anni, grazie al professor Prado che fu così gentile. Per me fu una sorpresa a conferirmi c'è questo premio. È sempre un riconoscimento che è sempre ben accetto, soprattutto fatto da un'accademia, e visto che io ho insegnato quasi 40 anni in accademia, ovviamente per me è molto importante insomma, come riconoscimento, molto prestigioso. Quindi ringrazio la Commissione e il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento per questo riconoscimento. È un premio importante, come tutti i premi che si ricevono nella carriera professionale, in modo particolare dei giornalisti, che corona uno spessore di slancio verso la cronaca, verso l'opinione, verso la crescita culturale della gente. Lei è un giornalista, come vede oggi l'attività di un giornalista in questo momento? L'attività del giornalista oggi è un po' diversa da quella di ieri, perché oggi abbiamo tecnologie diverse.
glielo dice una persona che ormai sono 50 anni che fa giornalismo di quelli seri. Oggi è cambiato tutto naturalmente, prima si era un po' più cronisti di strada, oggi grazie alla telematica raggiungiamo la notizia in tempi rigorosamente brevi. Il premio intanto giunge alla seconda edizione, il direttore Prado lo ha voluto fortemente per non segnare il passo, perché tutte le cose che segnano il passo poi si perdono e quindi ha fatto bene, diciamo, a riproporlo quest'anno, premiando 10 personalità illustri del mondo dell'arte, della letteratura, personalità che portano avanti quelle che sono le idee del nostro territorio. Parlare di Acamante e Fillide significa parlare della trasformazione, della metamorfosi in generale e in particolare il nostro territorio che è in perenne cambiamento, in perenne metamorfosi e le personalità di cui si parla questa sera sono proprio artefici di questo mutamento, di questo cambiamento, in positivo va da sé. Per cui è una bella serata all'insegna dell'evoluzione, all'insegna diciamo dei valori veri, dei valori autentici. La Sicilia è nota per aspetti un po' negletti a livello internazionale, qui invece questa sera si parla della luminosità del nostro territorio, della solarità vera. Anche oggi è un altro evento importante per Agrigento, continua a galoppare la cultura, l'arte agrigentina e sono onorato e lusingato di essere qui invitato e anche per anch'io donare un premio per la cultura e per l'arte.